Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 14 febbraio. Sono state sicuramente le ultime 24 ore molto impegnative per quanto riguarda l'attività della società di recupero stradale Biasion di Arzelgrande. Infatti ci sono state 2 operazioni particolarmente complesse per il recupero di mezzi pesanti finiti fuori strada. Il primo intervento è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Bosco Chiaro di Cavarzare, in via Vittorio Veneto. Un autoarticolato, probabilmente seguendo le indicazioni del navigatore, si è ritrovato poi su una strada troppo stretta, finendo incastrato tra la stradina dell'Adige e un'abitazione. Per liberarlo sono state necessarie diverse ore di lavoro, durante le quali un'abitazione vicina ha riportato qualche leggero danno a una parete. Ma poi l'intervento più impegnativo, e anche che ha impegnato di più il traffico, è stato quello che è avvenuto nella mattinata di giovedì, durante la notte di giovedì, all'altezza, sempre nella strada statale Romea, nei pressi di Rosara, un altro mezzo pesante è uscito di strada appoggiandosi contro fatalità il nuovo guardrail che è stato installato da qualche settimana, causando il cedimento di una parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e anche per permettere le operazioni di recupero si è resa necessaria la chiusura temporanea del traffico, della Romea ovviamente. Fortunatamente in entrambi gli incidenti nessuno si è fatto male, nel caso di Boscochiaro l'autista molto probabilmente è rimasto vittima di un errore di navigazione, mentre l'incidente sulla Romea, così a priori non si escluderebbe un colpo di sonno dell'autista come possibile causa della fuoriuscita in strada. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ricordate che appena era stata sistemata la pavimentazione sul ponte di Santa Maria, la corsia ad ovest era stata resa pedonalizzata, erano stati posti i paletti per delimitare l'area pedonale, che in ogni caso motorini, ciclomotori e biciclette bypassavano senza problemi per evitare di fare il giro del quartiere della Tombola. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un'area pedonale sulla corsia ovest del ponte di Santa Maria, Campo Marconi, Perotolo, l'area di pertinenza del Duomo, l'area museale. La rimozione dei paletti sul ponte avrebbe permesso il ritorno temporaneo della doppia circolazione di marcia sul ponte. La pedonalizzazione di tale area era stata pensata in vista proprio della ZTL. Le condizioni sono ora mutate, informa il comunicato. L'area pedonale sarà realizzata eventualmente in seguito. Nel frattempo si era pensato di proteggere l'acciottolato sul ponte con il posizionamento di dissuasori circolari, in modo da evitare che le macchine parcheggiassero, cosa che ora stanno riprendendo a fare con sempre maggior frequenza. Posizionarli però avrebbe costretto i banchi del mercato a posizionarsi in modo diverso. Neppure questo è stato possibile in quanto mancano spazi alternativi. I dissuasori non sono quindi stati acquistati, ciò ha significato un risparmio sulla spesa dell'intervento di poco più di 9.000 euro. Ma quando il ponte era stato parzialmente pedonalizzato, l'idea ai Chiogiotti piaceva o no? Festeggia con American Followers il tuo San Valentino. Lungomare Adriatico 76 Sottomarina, venerdì 14 febbraio, promozione per la serata, pizza in pala oppure panino con patatine fritte, compreso di coperto e una bibita in lattina o alla spina piccola, 12 euro. In più il karaoke e musica by Diego. American Followers, San Valentino, Lungomare Adriatico 76 Sottomarina. Durante un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione di reati nell'ambito degli stupefacenti, i carabinieri del Comando Provinciale di Padova, supportati dal nucleo cinofili di Torreglia, hanno arrestato a Padova lo scorso 10 febbraio
in flagranza di reato un 79enne, conosciuto alle forze dell'ordine in quanto responsabile in ipotesi accusatoria del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Una delle unità cinofile Zico durante un controllo è stato attratto da un box, segnalandolo insistentemente ai militari. In presenza del proprietario, una volta che è stato rintracciato, è stata quindi alzata la serranda basculante, permettendo ai militari di recuperare 83 grammi di cocaina suddivisa in 2 involucri e di 1,280 kg di hashish suddivisa in 13 panetti, recuperati inoltre attrezzi per la pesatura e il confezionamento degli stupefacenti. Il tutto è stato posto sotto sequestro, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Si ricorda che il procedimento si trova nella fase preliminare. La colpevolezza dell'imputato sarà eventualmente accertata all'esito del giudizio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. È il consigliere regionale Jonathan Montanariello a ricordare di aver presentato ancora a dicembre un ordine del giorno in Consiglio regionale per il ripristino dell'età minima a 16 anni per svolgere il servizio di assistenza bagnanti o, nell'eventualità, per prevedere una deroga che permettesse a chi l'aveva già svolto tale mansione di poter continuare a svolgerla anche per questa stagione. 2 gli emendamenti approvati a riguardo in queste ultime ore relativi al decreto milleproroghe. Una boccata di ossigeno, la definisce il consigliere, per gli stabilimenti che già sono in sofferenza per la mancanza di queste figure professionali, fondamentali per il proseguo dell'attività. Alla scadenza della proroga, comunque, il 30 settembre, ricorda il consigliere, entra in vigore il decreto che impone l'impiego di bagnini già maggiorenni. Servirà quindi cercare soluzioni alternative risolutive. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Ricordandovi che le farmacie di turno sono la Nuova Farmacia in via San Marco a Sottomarine, la Fischetti in strada statale Romea a Sant'Anna, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.